Amici di Diretta Sport, buonasera dal Palacus di Cagliari, terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. CUS Cagliari contro Sistema Rosa Pordenone, partita questa molto importante nel cammino salvezza della squadra allenata da coach Federico Sciascia, sconfitta nell'ultimo turno in quel di Marghera, ma che in precedenza era stata capace di cogliere due vittorie molto importanti in chiave salvezza contro Bolzano prima e Carugate poi. Arriva invece proprio da un successo contro Bolzano la formazione del Sistema Rosa Pordenone, che proverà dunque a mettere i bastoni tra le ruote a un CUS Cagliari che vuole assolutamente sfruttare questo turno interno per vincere. Ancora ricordiamo anche il punteggio della gara d'andata, mentre Pordenone si appresta a portare il primo attacco nella sua partita 68-69 in favore della squadra quest'oggi in divisa rosso-blu. Vedremo allora se in caso di vittoria il CUS sarà in grado anche di ribaltare l'importantissima differenza a canestri. La partita è iniziata ormai da diversi secondi, ancora non si è segnato. Il CUS ci prova ora con il tiro dall'angolo di Rachele Niola, o meglio dal mezzo angolo, secondo ferro però per lei. Allora è già ripartita Pordenone con il possesso gestito in punta in questo momento con la giocatrice in canotta numero 13. Si trattava di smorto, il CUS ha recuperato, Niola prova a lanciarsi dall'altra parte, pallone sotto per Caldaro, sistema la posizione dei piedi, subisce il fallo speso dalla stessa smorto, potrà andare in lunetta allora con due tiri liberi Eugenia Caldaro. Andiamo a darvi conto anche dei due arbitri chiamati a dirigere questa sfida. Si tratta di Stefano Gallo e di Silvia Zanetti. Primo libero realizzato allora da parte di Eugenia Caldaro e anche primo punto della partita per il CUS Cagliari. Caldaro ancora in lunetta, 2 su 2, molto precisa in questo caso la giocatrice ex Vicenza. In difesa allungata per il CUS, e questa è la scelta di coach Sciascia, con Sorrentino cui battuta in velocità dalla sua avversaria spende il fallo, che dunque permetterà a Pordenone di rimettere il pallone in gioco da zona offensiva. Il suggerimento in direzione di Maniero, poi il pallone in angolo, attaccata a Caldaro che va a cercare il pallone, trova però le braccia dell'avversaria, in particolare si trattava con il numero 17 di Stangerlin, e allora nuova rimessa in attacco, stavolta dal fondo per il Sistema Rosa Pordenone, squadra tradizionalmente dalla connotazione piuttosto giovanile. Tomasovic piatta in punta, cerca di ostruire la via del canestro alla sua avversaria, poi è arrivato il tiro realizzato anche con un po' di fortuna che rimette le cose a posto. 2-2 il punteggio qui a Saduchesso tra CUS Cagliari e Pordenone, partita molto combattuta in queste sue primissime fasi. Rossi in punta, Sorrentino oltre l'arco, avrebbe lo spazio per mandare per aria il tiro, decide di attaccare 1 contro 1 Stangerlin, poi l'errore e il rimbalzo conquistato dalla giocatrice in canotta numero 14, capitano del Sistema Rosa, si tratta di Zecchin. Finta di passaggio consegnato e poi suggerimento in punta per Maniero, che lavora dal palleggio, spara da 3 metri abbondanti e segna il canestro del 5-2 Pordenone. Gran canestro in questo caso per Maniero. Dall'altra parte il CUS, Tomasovic per Niola, il taglio di Sorrentino, l'uscita dei blocchi di Rossi, si propone per la giocata di pick and roll Caldaro, arriva allo show difensivo molto profondo, spazio per il tiro da 3 punti. Allora Natasha Tomasovic rende pan per Focaccia e impatta a quota 5. Buoni ritmi in questo avvio di partita, situazione di equilibrio, anticipo secco da parte di Niola, contropiede 2 contro 1 capitalizzato da Chiara Rossi per il sorpasso cagliaritano sul 7-5, 2 punti nati da un'ottima intuizione difensiva di una specialista come Rachele Niola. Il pallone intanto circola nell'attacco di Pordenone con Zecchin, altro fischio arbitrale da parte di Silvia Zanetti, segnalato un fallo commesso dalla squadra di casa, rimessa dal fondo per Zecchin. Arriva già il primo cambio della partita, Caldaro forse con qualche problema, allora
arriva Giulia Ridolfi al suo posto. Rimessa dal fondo eseguita per Smorto. Stangerlin un po' in difficoltà, allora Tomasovic ruba il pallone, si catapulta in contropiede, costretto ad arrestarsi. Fuori per la nuova entrata Ridolfi, schema a testa, e questa è la chiamata di Chiara Rossi. Tomasovic, ancora Rossi, attacca dal palleggio Smorto, grandi doti di ball handling per lei. Smorto la tocca sull'avambraccio al momento del tiro, allora Chiara Rossi ora a disposizione 2 tiri liberi. Giocatrice importantissima, anzi nell'economia di squadra del CUS, dopo esserlo già stata lo scorso anno alla Virtus. Dentro il primo libero di Rossi, più 3 CUS, 8-5, che diventa 9-5 in virtù di questo 2-2 mandato a segno dunque dalla playmaker in canotta numero 5 del CUS Cagliari. Smorto lavora dall'altra parte, pronta per il pick and roll Meldere, il tiro dalla lunga distanza, una sorta di mattone, ma la stessa numero 19 recupera a rimbalzo. Buona qui la linea di fondo, lo scarico in ritardo Tomasovic, stavolta è lei a spendere il fallo. Allora la squadra allenata da Bonivento potrà avere a disposizione un'altra rimessa dal fondo. Il CUS deve stare attento a non spendere troppo presto il bonus. E allora subito un altro fallo, neanche a dirlo, stavolta a commetterlo è stata Niola. Sta per arrivare un altro cambio per il CUS, stavolta ci sono liberi. Zecchin, capitano di Pordenone, è pronta in lunetta. Meno 4 per il sistema rosa, 9-5, rimane tale errore col primo libero per Zecchin. Il secondo va dentro, 9-6, un possesso pieno di distanza tra le due formazioni. La press di Pordenone che frutta questo recupero di palla. Si rinizia in punta con Zecchin. Poi l'ottimo lavoro spalle a canestro da parte della numero 17 Stangerlin. Attenzione perché Pordenone allora in questo mini break di 3 punti si porta a una sola lunghezza di distanza dal CUS. Dall'altra parte Tomasovic, anche un po' di sfortuna per lei in questo caso, si continua a giocare. Dall'altra parte c'è Smorto, il tiro dalla media mandato a segno per il sorpasso Pordenone, 10-9 il punteggio. Rossi, entrata in campo Borsetto per le cagliaritane. Ridolfi dentro, manda per aria un tiro che però non trova né il canestro né tantomeno fischio arbitrale amico. Un altro piazzato dalla media distanza da parte di Pordenone che però stavolta non trova fortuna. Allora Rossi dal palleggio a costruire un'altra azione d'attacco del CUS. Ridolfi per ancora Rossi. Tomasovic è pronta in punta da 3. Ridolfi se la sente ma sbaglia. E Pordenone a chiamare lo schema a testa nella propria metà campo d'attacco con il palleggio di Zecchin. Palleggio, arresto e tiro per lei, secondo ferro, ma buona energia a rimbalzo in questo caso per Smorto. Anticipo sulla linea di passaggio buono da parte di Borsetto. Tiro quasi allo scadere di 24, è sbagliato. La lotta a rimbalzo che stava per premiare anche in questo caso Pordenone. Intanto esce Zecchin. Per la squadra quest'oggi in tenuta rosso-blu. La nuova entrata con il numero 11 è Crovato. C'è il lavoro di Rossi che va in punta da Ridolfi. Palleggio insistito di Ridolfi. In punta c'è Sorrentino, mette palla per terra, ancora fuori per Rossi. Viene ravvisato un fallo da parte di Maniero.
Questa sembra l'indicazione del signor Gallo. E Cussi in attacco con la rimessa dal lato. Punteggio che vede Pordenone vantaggio di una lunghezza. Ridolfi, un altro piazzato con errore. Allora prova a correre dall'altra parte Smorto, linea di fondo, poi scarico, tiro dal mezzo angolo sbagliato, a rimbalzo non riesce a correggere, sbaglia sostanzialmente un rigore a porta vuota. Stangerlin, anziché appoggiare al tabellone, manda per aria un tiro molto più difficile. Pordenone è ancora in attacco, altra linea di fondo, qui battuta Borsetto che però è fortunata, la sua avversaria sbaglia, lei stessa recupera il rimbalzo. E già dall'altra parte la numero 7 Cussina. Ridolfi con l'end-off per Rossi. Borsetto, ancora Borsetto, mano sinistra, arresto il tiro dal gomito, ancora un errore però. Allora contropiede di Stangerlin, riesce a liberarsi del pallone, non lo può però raccogliere dall'altra parte Crovato. Palla persa, la squadra di coach Bonivento, esce Meldere. Intanto va a riposare in panchina la numero 5 ospite. Viene bene fuori dalle difficoltà qui Sorrentino, sbaglia però il tiro in sottomano. La press di Pordenone sta diventando un elemento tattico interessante, molto molto interessante all'interno di questa partita. Qui il tiro in reverse sbagliato, se non abbiamo visto male, da Recanati con il numero 15. Rossi mette ordine, Ridolfi, finta di passaggio, poi sceglie Borsetto. L'uscita dai blocchi di Rossi che mette i piedi a posto per il piazzato dalla media distanza, che permette al Cus di tornare avanti sull'11-10. Questo il punteggio al Palacus, primo quarto di gioco che sta scivolando via veloce. Partita, ripetiamo, dei buoni ritmi. E ancora un'iniziativa dal palleggio da parte di Recanati, non fortunata, poi si allacciano a rimbalzo Borsetto e Smorto con l'intervento arbitrale, mentre seguiamo un altro cambio, l'uscita di Sorrentino che va a riposare in panchina. L'entrata con la canotta numero 9 del Cus Cagliari, Valentina Zucca. Rimessa verso Zecchin, occhiata al post basso da parte della nuova entrata a Camporeale. Scade il cronometro dei 24. Pordenone non riesce a trovare un tiro in tempo utile. Allora il Cus può provare a rispondere dall'altra parte. Rossi per Ridolfi, va a vedere, riceve Zucca, la finta, il taglio a ricciolo di Rossi, il tiro fronte a canestro a segno da parte di Chiara Rossi, costruito con tanto talento e tanta esperienza. Il cursore è avanti di 3 punti, mini break di 4-0 in favore delle ragazze di Sciascia. Scarico e poi il piazzato con errore in questo caso per Crovato. Prende il centro dell'area Rossi, che in questa fase si sta caricando la squadra sulle spalle. Subisce il fallo della difesa che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Sfortunata Rossi con il primo tiro libero rifiutato dal Ferro.
pizzico in più di fortuna col secondo per Chiararossi, più 4 Cus 14-10 ora. Ancora il Cus ad allungare la difesa, tentativo di anticipo non riuscito da parte di Tomasovic. Ora attacca Pordenone con Recanati, arriva il canestro dalla media, il meno 2, 14-10. Quasi finali del primo quarto, il tiro di Zucca, segno da 2 punti, ma comunque notevole per Valentina Zucca, ripristina le distanze. Il 4 Cus Cagliari 16-12. Ora il post basso giocato da Stangerlin, il pallone poi recuperato da Borsetto. La tirata su un raddoppio, riesce a scaricare verso Tomasovic, c'è il sovrannumero, Ridolfi però non capitalizza, riesce a mantenere il pallone in campo ma lo regala a Stangerlin. Allora corre dall'altra parte Pordenone, pallone tra le mani di Zecchin, prova a battere Tomasovic, buono l'aiuto di Borsetto, il tiro dall'angolo con errore. Termina il primo quarto, avanti il Cus sul più 4, 16-12. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Inizia il secondo quarto a Saduchessa, Borsetto a servire Tomasovic, poi riceve nuovamente il passaggio consegnato da parte della compagna Ridolfi. Uscita di Santoru, giovanissima, con la canota numero 16 in campo ora per il Cus Cagliari. Tomasovic segna con il fallo, avrà a disposizione il tiro libero supplementare, imbeccata bene in ricezione profonda la giocatrice bosniaca, ha tenuto contatto appoggiando al tabellone. Primo canestro del secondo quarto per il Cus, 18-12. Vedremo se riuscirà ad allungare la squadra di Sciascia, dovrebbe essere questo il massimo vantaggio nella partita per il Cus. Tomasovic realizza anche il libero supplementare. Allora ritoccato il massimo vantaggio, 19-12 in questo momento. Dall'altra parte ci prova Zecchin, lo show difensivo di Tomasovic che poi va ad aiutare, viene battuta sul close out, concesso un tiro dalla media sbagliato però da Camporeale. Allora Borsetto a correre, Valentina Zucca, si propone Santoru, in punta ancora Tomasovic, il consegnato per Borsetto, sale Ridolfi per la giocata di pick and roll, trovata bene dentro Ridolfi e libera, se ne avvede in tempo utile, altro appoggio vincente a canestro. Il Cus sta attaccando con buona fluidità e ora conduce sul 21-12, più 9, ancora massimo vantaggio in questa partita. Il consegnato e poi il tiro sbagliato ancora per Pordenone, che attacca con un pizzico di frenesia e di fiducia in meno in questo
inizio di secondo quarto. Qui Ridolfi batte facilmente lungo la linea di fondo Camporeale e va anche a subire il fallo della giocatrice avversaria. Coach Bonivento non è evidentemente soddisfatto di quanto fatto dalle sue ragazze in questo avvio di secondo quarto abbastanza difficile. Qui un altro fallo speso su Ridolfi, anzi no, è Ridolfi che va a calpestare la linea di fondo e dunque il pallone è perso, con il Cus che continua a allungare la difesa per rubacchiare qualche secondo all'attacco di Pordenone che agisce ora con Maniero. Step back e poi tiro dall'angolo ben eseguito da parte di Zecchin per il 21-14, primo canestro del secondo quarto allora che arriva alla formazione friulana. Ridolfi da un'occhiata a Tomasovic, Zucca spara ancora tripla frontale in questo caso, ma non riesce a trovare il bersaglio grosso, a un passo dall'anticipo. Qui il Cus riesce comunque in qualche modo a ottenere il pallone. Ancora una volta paga dei dividendi l'applicazione di Valentina Zucca. Torna intanto Chiara Rossi per il Cus Cagliari, subito a chiamare lo schema testa. Tomasovic riceve, Ridolfi va a bloccare proprio per Rossi che attende il piazzamento di Tomasovic sul lato forte, tentativo in penetrazione con errore in questo caso per il Cus, ancora con Zucca dall'altra parte. Maniero oltre l'arco chiama in causa con il numero 13 Smorto, a un passo dal gioco da 3 punti. Smorto non è fortunata come Tomasovic in precedenza, dovrà accontentarsi di 2 tiri liberi. Segna il primo Smorto per il 21-15. Dentro anche il secondo. Torna Sorrentino intanto per il Cus. Subito un raddoppio su Rossi. Il Cus in queste situazioni deve essere bravo ad attaccare il sovrannumero, non come in questo caso. In questo caso con Sorrentino. Tiro appoggiato al tabellone che vale il -3 ora. Pordenone 21-18. Attenzione allora al rientro della squadra di Bonivento, sotto anche di 9 lunghezze. Ora un break di 6 punti, parziale di 6 punti, per riportarla a un possesso soltanto di distanza dalle avversarie. In angolo Sorrentino, poi Borsetto fa circolare ancora per Rossi. Tomasovic vuole la giocata di pick and roll, Sorrentino sul secondo ferro dalla lunga distanza, arriva no, però Tomasovic sul rimbalzo, ancora Tomasovic mette palla per terra e realizza gran canestro per Natasha Tomasovic, riporta il Cus sul +5, 23-18. Maniero per Smorto. C'è il fallo di Ridolfi, impegnata nel non semplice accoppiamento in questo caso con Meldere. La stessa numero 19 ospite che riceve dopo la rimessa, consegna il pallone nelle mani di Maniero, poi gioca il pick and roll.
C'è il taglio backdoor non servito, interessante comunque da parte di Zecchin che poi si prende il tiro allo scadere di 24, lo sbaglia, il rimbalzo offensivo e preda di smorto, imbastisce un nuovo attacco Pordenone, ora con il tiro mandato a segno da Meldere per il 23-20. Ancora chiamata a testa nell'attacco del Cus. Riceve Tomasovic, Borsetto ha tantissimo spazio oltre l'arco e va a segno. Battezzata in maniera forse imprudente in questo caso, Elena Borsetto può mettere questo tiro, allunga sul +6 ora il Cus. Attenzione all'iniziativa da parte di Zecchin, fermata al fallo speso da Sorrentino. Zecchin in lunetta dentro il primo, 26-21. Rimane tale 1 su 2, l'ultimo tocco a rimbalzo di Ridolfi, un po' sfortunata, non semplice il suo duello con Meldere. L'ex Virtus e San Salvatore spesso accoppiata con la numero 19 ospite. Tentativo dal palleggio in precedenza da parte della nuova entrata Grattini, recupera Niola. Grattini usa un po' troppo le mani in difesa, allora stavolta lo commette lei. Rossi per Rachele Niola mentre si alza, raggiunge il cubo dei cambi. Caldaro, spazio per la tripla dall'angolo, colpevolmente concessa stavolta a Rossi, tiratrice affidabile è stata però nell'ultimo caso. Meldere qui non riesce a completare la ricezione profonda con coach Bonivento che chiedeva un fallo, a suo giudizio era stata cinturata. La numero 5 di Pordenone, qui uso del braccio esterno un po' sospetto da parte di Ridolfi, penetrazione di Niola sfortunata, allora Pordenone può tornare dall'altra parte. Zecchin dal palleggio, Meldere pronta a bloccare, la giocata di pick and roll però non prende corpo. Tomasovic prova ad anticipare questo suggerimento in post basso, si torna in punta, deve affrettarsi Pordenone, tira allo scadere dei 24, sbagliato rimbalzo di Tomasovic. Il Cus difende ancora con buona intensità, spesso concede un tiro solamente negli ultimi secondi dell'azione a Pordenone. Ridolfi fa saltare la sua avversaria, gran scarico sotto, altro potenziale gioco da 3 punti per Natasha Tomasovic. Ottimo lavoro qui sull'asse Ridolfi-Tomasovic. E libero supplementare a disposizione per la giocatrice in canotta numero 17, la sua prima stagione italiana. Anche il libero supplementare di Tomasovic trova una felice conclusione, 29-21. Più 8 Cus, Pordenone con il pallone in mano. Grattini, il pallone lob dentro, interessante, e ancora una volta va lontana dal potenziale gioco da 3 punti Smorto. Ci aveva già provato in precedenza, nemmeno qui è fortunata, dovrà accontentarsi di 2 tiri liberi sul più 8. Cus, lo ricordiamo, 29-21. Sbagliato il primo da parte di Smorto. Dentro invece il secondo, siamo sul 29-22, a favore di chi attacca. Ridolfi per Rossi, va dentro con la mano sinistra, lo scarico, extra pass, Borsetto in ritmo,
da 2 punti, se non abbiamo visto male la segnalazione arbitrale a segno per il 31-22. Attacco comunque davvero ben eseguito in questo caso dal Cus, in fiducia anche in questa fase del secondo quarto. Altra palla recuperata, secondo quarto che è andato un po' a strappi, il Cus è andato sul +9, poi ha permesso a Pordenone di rientrare sul -3. Ora nuovo +9 per gli universitari e Borsetto fuori per Ridolfi, stavolta non ci sono dubbi, da 3 punti a segno, 34-22, time out Pordenone. Si torna a giocare al Palacus, massimo vantaggio per gli universitari sul +12, smorto. Vediamo quale sarà la reazione dopo il time out per la squadra friulana, che qui si affida al tiro in allontanamento di Stangerlin, non particolarmente convinto e anche sbagliato. Allora Borsetto, Ridolfi consegnato per Rossi che lavora dal palleggio, c'è anche il blocco di Caldaro che è nuovamente entrata sul parquet. Caldaro subisce il fallo evidente in questo caso da parte di Camporeale, 2 liberi per Eugenia. Caldaro continua a mantenere l'inerzia del match il Cus Cagliari anche da un punto di vista direi psicologico ed emotivo, fatica a trovare la quadra Pordenone, buona energia sui 2 lati del campo per il Cus che sta, questo va sottolineato, attaccando con qualità, attacchi ragionati e soluzioni varie. In alcuni casi si gioca in avvicinamento a canestro, in altri invece si apre lo spazio per le tiratrici. Qui 2 su 2 dalla lunetta, +14, 36-22, sempre per la squadra di casa. Smorto, pallone per Zecchin, battuta dal palleggio. Rossi, primo passo molto aggressivo per lei, muove il tabellone dopo lungo tempo. Pordenone, siamo sul 36-24. Rossi, la finta di passaggio, Borsetto attende il blocco di Ridolfi, poi l'iniziativa di Miola, tiro da 3 per Caldaro, sbagliato, anzi no, pallone danza sul ferro e poi va dentro, traiettoria abbastanza strana. Il Cus comunque ringrazia e si porta sul 39-24, il tiro realizzato da parte di Stangerlin, ancora una volta appoggiandosi al tabellone. Chiamata dello schema d'attacco da parte di Chiara Rossi, ancora Rossi, poi per Niola, il tiro da 3 di Niola molto corto, a rimbalzo per poco non ci arriva Caldaro. Allora Zecchin, lo scarico per Meldere, poi il tiro da 2 punti di Stangerlin, concesso il rimbalzo offensivo a Smorto che segna coordinandosi bene, canestro del 39-28, time out in campo. Si torna a giocare fasi finali del primo tempo. Rossi a condurre il pallone in zona d'attacco per il Cus Cagliari, ancora la giocatrice di Montevarchi, bella penetrazione qui di Madeddu a segno. Madeddu mette palla per terra con personalità, senza paura, 41-28, Cus ancora padrone di questa partita, pallone gettato, allora c'è spazio per un altro attacco delle universitari. Rossi vuole ragionare, vuole lavorare anche con il cronometro. Madeddu per Caldaro, si torna da Rossi, tiro fronte a canestro sbagliato in questo caso da Rossi,
Vediamo se Pordenone riesce a prendere l'ultimo tiro, lo fa, una preghiera però molto corta. Allora dopo i primi 20 minuti di gioco un convincente Cus è avanti sul 41-28. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il secondo tempo al Palasport di Saduchessa. Pordenone con il primo possesso, Zecchin in direzione di Meldere, poi si va dalla playmaker Maniero, anticipo forte sulla linea di passaggio da parte di Sorrentino, riesce a mantenere il controllo, ma è un buon segnale comunque. Dal punto di vista dell'applicazione difensiva, altro anticipo, poi va a capitalizzare qui Eugenia Caldaro per il Cus. 43-28. Inizia bene anche questo secondo quarto la squadra cagliaritana. Qui Meldere usa bene il fisico contro Tomasovic, tagliata fuori. Meldere ha realizzato il canestro, non dovrebbe essere valido, comunque due liberi per l'imponente giocatrice in canotta numero 19. Il canestro era invece valido, allora aggiorniamo il bottino di Meldere, poi realizza anche smorto. Pordenone ora vuole reagire e si porta sul meno 11. 43-32. Rossi, mano sinistra in penetrazione, recupera l'equilibrio in maniera magistrale Chiara Rossi, giocatrice di lusso per una categoria, un possesso davvero di ottimi numeri. Cambio di mano, poi palla in mezzo alle gambe, buone doti di ball handling anche per smorto. Il gioco a due tra Maniero e Meldere, che poi si prende un tiro dall'angolo, lo realizza da 2 punti Meldere per il 45-34. Niola, Sorrentino, circola il pallone sul perimetro, poi Caldaro fuori per Rossi. Caldaro guarda il canestro, sbaglia, Niola per poco non ci arriva, poi si tuffa sul pallone, arriva pure Tomasovic a sostegno, ma c'era stato il fallo, un po' troppa foga in questo caso per Rachele Niola. Si rimane sul più 11 Cus Cagliari, mentre il sistema rosa Pordenone nella metà campo d'attacco. Meldere sbaglia in questo caso, Tomasovic non ha un cliente semplice, ma stavolta ha difeso bene. Palla buttata dalle universitarie, dall'altra parte non c'è il fallo su Zecchin, che si arrabbia con se stessa per l'errore. Dall'altra parte Rossi non affonda, vuole spalla a canestro Caldaro che riapre bene per Tomasovic, fa saltare facilmente Meldere con la finta, poi la linea di passaggio sporcata rimessa dal fondo per il Cus Cagliari. Anzi, la rimessa è stata eseguita da Pordenone, dunque palla persa in precedenza per le universitarie. Tiro da 3 di Maniero, è la seconda tripla di questo genere che infila in questa gara. 45-37, accorcia Pordenone. Borsetto dall'altra parte. Tomasovic guarda il canestro, poi attacca dal palleggio ancora Meldere, tiro da 3 a segno per Sorrentino.
che ricaccia indietro Pordenone sul 48-37. Sta resistendo ai tentativi di assalti rosso-blu il Cus Cagliari. Intanto sbaglia Smorto, recupera a rimbalzo Stangerlin, si divora un canestro che era piuttosto semplice da quella posizione. Poi il fischio arbitrale, c'è stato un fallo e c'è una giocatrice del Cus a terra, dovrebbe essere Natasha Tomasovic. Dolorante al ginocchio sinistro. Così Natasha Tomasovic, che sembra abbastanza sofferente, arriva l'intervento medico. Cus ha dato abbondantemente in questa stagione in termini di infortuni anche con la stessa Tomasovic. Speriamo solo che si tratti di uno spavento per lei, perché veramente sarebbe una brutta botta. E allora vedremo quali saranno gli sviluppi. Questo infortunio di Natasha Tomasovic, che abbandona il campo zoppicante, accompagnata a braccia, verrà immediatamente visitata. Si valutano, lo vedete, a fondo campo le condizioni del suo ginocchio sinistro, mentre il Cus allora attacca, dovrà fare a meno della propria 5 titolare. Rossi dal palleggio, ancora Chiara Rossi, poi Sorrentino attacca con una certa decisione dal palleggio. Smorto in ritardo con lo scivolamento difensivo a fallo commesso dalla numero 13. Rimessa eseguita. Ancora Sorrentino che si prende un tiro, non è fortunata in questo caso. Smorto a rimbalzo, sale per bloccare Meldere, non si completa la giocata di pick and roll. Pordenone mantiene comunque in un modo o nell'altro il possesso. Sbaglia Maniero a rimbalzo, aveva ancora un errore. Ha scaduto il cronometro dei 24. Giulia Ridolfi, poi Rossi, andarono a bloccare l'uscita il Sorrentino. Ridolfi mette palla per terra, attacca forte il pitturato, perde il controllo del pallone, però proprio al momento di mandare per aria il tiro avrebbe voluto un fallo. Maniero è già dall'altra parte, servita a Meldere con il passaggio, lob sotto canestro, ancora un rebus difficile da sciogliere. Meldere ancora di più dal momento dell'uscita per infortunio di Tomasovic. 48-39. Allora il punteggio. Pordenone per l'ennesima volta in questa partita prova a rifarsi sotto. Meldere realizza anche il libero aggiuntivo del -8. Orsetto ha spazio ancora una volta oltre l'arco, stavolta però decide di non prendere il tiro, mette palla per terra a Rossi, un po' in difficoltà su Maniero. Ancora Rossi sembra voler attaccare l'avversario in 1 contro 1, arriva anche il blocco di Caldaro da 3 punti. Borsetto ancora sfortuna, il pallone che gira attorno al ferro, poi esce. C'è Maniero, ribalta il lato, ricezione profonda per Meldere. Questo è lo schema fisso, se vogliamo, da parte di Pordenone, ripetiamo, dal momento dell'uscita di Tomasovic, per sfruttare i mismatch. Caldaro la sta prendendo in consegna.
creato bene un tiro da 3 punti sbagliato però da Pordenone. Sorrentino a rimbalzo riesce a toccare e in qualche modo anche a ottenere la rimessa dal fondo. Time out in campo. Ripreso il gioco a Sadukessa, il Cus attacca con Chiara Rossi, Caldaro, poi Sorrentino, ancora Rossi, da un'occhiata al taglio, cerca di giocare l'1 contro 1, molto difficile in questo caso. Caldaro poi non riesce a correggere. Da una parte Pordenone che poco alla volta sta riprendendo fiducia. Extra pass, Maniero da 3, cortissimo, si erano allacciate a rimbalzo Meldere e Ridolfi, ripetiamo, situazione intricata all'interno del pitturato Cussino, mani tra i capelli per un istante per coach Sciascia, che dovrà cercare di risolvere questo rebus dal punto di vista tattico. Fallo di Ridolfi che permette a Pordenone di rimanere in zona d'attacco e di usufruire di una rimessa dal fondo eseguita in direzione di Maniero. Poi Meldere che palla per terra, Ridolfi con una difesa molto aggressiva e se si allontana da canestro Meldere diventa molto meno pericolosa. Concesso però colpevolmente un altro rimbalzo d'attacco al sistema rosa Pordenone. Qui pasticcia per fortuna del Cus Cagliari smorto. Allora 2 contro 3, Rossi non ha una vita semplicissima, arriva da dietro la stoppata di smorto, rimessa dal fondo. Sorrentino protesta, avrebbe voluto un fallo, probabilmente non aveva neanche tutti i torti. Qualche timida protesta anche da parte di Chiara Rossi. Borsetto serve Rossi sotto il giro sul perno, sbaglia però Rossi, canestro che sarebbe stato importante. Palla in mano, meno 8 Pordenone, qui la spinta è evidente ai danni di Zecchin, che aveva battuto la sua avversaria in maniera netta in questa accelerazione improvvisa. 2 liberi per Zecchin, può ricucire ancora Pordenone. Dentro il primo, 48-41. Dentro anche il secondo. Meno 6, sistema rosa, 48-42, fuori Ridolfi per il Cus Cagliari. Schema a pugno nell'attacco universitario chiamato da Chiara Rossi. Caldaro per Sorrentino, l'anticipo su Rossi da parte di Recanati. Rossi riesce a tornare in possesso del pallone, tanta sfortuna qui per il Cus, il cui attacco però sembra aver perso un po' di fluidità. Ancora Tomasovic tornato in campo ma con problemi. Stavolta crediamo uscirà in maniera purtroppo definitiva dall'incontro, perché non è il caso di rischiare ancora magari un infortunio più serio. Rialzata Tomasovic con coraggio, ci ha provato, arriva anche l'assistant coach Ghiani. Si riprende con la rimessa in attacco per Pordenone. Il cambio di mano da parte di Recanati. Punta c'è Zecchin, il gioco a 2 che non si completa però con Stangerlin. Corre Borsetto, accelera in angolo Sorrentino, a segno e c'è anche il fallo sotto canestro. A subirlo è stata Giulia Ridolfi.
fallo che permetterà al Cus di rimettere dal fondo con Elena Borsetto. Palla proprio per Ridolfi, si va da Rossi, ancora Rossi dal palleggio da 3 punti, Chiara Rossi, che canestro per Chiara Rossi, ricacciato ufficialmente indietro Pordenone sul meno 11, 53-42. Altro tiro dall'angolo, un cross in questo caso. Caldaro è attenta a rimbalzo, poi Sorrentino, ancora da Rossi che è calda in questo momento della partita, si butta dentro, poi il pallone fuori, anche Borsetto in ritmo, sbaglia, sarebbe stato un altro canestro giunto al termine di una circolazione offensiva perfetta per le universitarie. Poi Sorrentino commette fallo in maniera abbastanza evidente in questo caso, va a concedere 2 tiri liberi a Pordenone. La giocatrice in lunetta è Boccardo, che manda a segno il primo. Meno 10 Pordenone, 53-43. Dentro anche il secondo. Rossi, Ridolfi e poi Niola, uscita di Rossi, si prende un altro piazzato a segno Chiara Rossi per il 55-44, quasi conclusive del terzo quarto. Pordenone sfortunato qui poi a rimbalzo smorto con la chiamata di palla contesa che però premia il Cus Cagliari. Anche il dirigente Mauro Mannoni in fondo campo a sincerarsi delle condizioni di Tomasovic. Borsetto per Rossi, un'altra penetrazione centrale, scarico intelligente, Niola, e sfortuna qui per Rachele Niola, il pallone era praticamente entrato. Non riesce a controllare il pallone Stangerlin. Il Cus dall'altra parte con Ridolfi, vuole ragionare Rossi. Ultimo tiro del terzo quarto, lo sbaglia però Rossi, allora all'ultimo mini intervallo con il Cus avanti sul 55-44. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. È iniziato l'ultimo quarto a Sa Duchessa, Pordenone va subito con la penetrazione, fermata però allora Rossi per Caldaro, si fa vedere Sorrentino, prende bene posizione vicino a canestro Ridolfi, 2 punti per Giulia Ridolfi, preziosi per il 57-44, più 13 Cus Cagliari che sta cercando di chiudere questa partita. Pordenone più volte ha dato la sensazione di poterla riaprire, vedremo come andrà questo ultimo delicatissimo quarto. Si tratta di una sfida molto molto importante in chiave salvezza per la squadra di Sciascia. Sul proprio campo deve anche in questa stagione
costruire la permanenza nella categoria. Borsetto a rimbalzo, poi fa partire l'azione d'attacco Cussina, sale in punta Caldaro, un po' disturbata, poi Ridolfi, palla ancora dentro, stavolta per Caldaro, altro appoggio al tabellone, in questo caso non fortunato per Eugenia Caldaro. Non male la costruzione offensiva del Cus comunque. Pick and roll alto in questo caso, poi palla in angolo, linea di fondo presa da parte di Recanati, che viene però stoppata in maniera veemente alle spalle, va in ricezione profonda da Caldaro. Nuovo errore da parte della giocatrice in canotta numero 8, con appoggio al tabellone, in questo caso sicuramente meno comodo rispetto a quello sbagliato in precedenza. Allora Smorto, step back, guarda il canestro, non c'è lo spazio per il tiro, c'è il taglio backdoor da parte di Maniero, palla buttata in questo caso da Pordenone, applaude la panchina del Cus che tornerà nella metà campo d'attacco. La rimessa di Borsetto per Rossi, schema testa, ancora una volta questa è la chiamata d'attacco per il Cus. Caldaro, Rossi, Caldaro si propone spalle a canestro, oltre l'arco, Borsetto spara senza pensarci due volte, a segno per il più 16 ora, 60-44. Potrebbe essere questa forse la fuga decisiva da parte delle universitarie. Qui c'è ancora una volta il fallo speso su Meldere, che rimane difficile da contenere quando si porta vicino a canestro. Avrà a disposizione 2 tiri liberi la numero 19 ospite. Dentro il primo, interrompe dunque questo parziale di 5-0 messo in piedi dal Cus. L'ingresso del dell'ultimo quarto, dentro anche il secondo, siamo sul 60-46. Rossi, altro tiro cadendo all'indietro dal cuore dell'area, non c'è il canestro, nemmeno il fallo chiesto dall'esperta playmaker Cussina. Maniero, post medio per Meldere, ribalta bene, tiro da 3 punti sbagliato ma preso con competenza in questo caso da Pordenone. Qui è brava e anche fortunata Borsetto, che fa carambolare il pallone sulle gambe della sua avversaria e ottiene così una rimessa dal fondo. Rossi per Caldaro, l'uscita di Borsetto, il blocco di Caldaro per Rossi. Pronto il pick and roll con Ridolfi, Rossi fa tutto da sola, fa bene anche in questo caso. 62-46. Cus mantiene saldamente le redini dell'incontro. Qui battuta molto facilmente Niola sul primo passo da parte di Zecchin, accorcia Pordenone, piccola sbavatura difensiva, mentre dall'altra parte Ridolfi ha già chiamato lo schema a testa. Palla per terra, resto e tiro molto corto di Borsetto. Ridolfi con buona energia, ancora a rimbalzo, tiene vivo, buona la prestazione anche la numero 3 in canotta bianca. Borsetto ribalta fuori, Ridolfi cerca di prendersi la penetrazione centrale, non riesce però a mantenere il possesso del pallone. Pordenone è nella metà campo d'attacco con Maniero. Stangerlin, il consegnato per Zecchin. Tantissimo spazio qui per il tiro sbagliato da Stangerlin. Chiamata a testa da parte di Borsetto, sempre per Caldaro.
Pronto il blocco di Ridolfi, uscita di Niola, pick and pop con Ridolfi da 3 sul secondo ferro. Il crossover interessante da parte di Smorto che va a segno per il meno 12, 62 a 58. Attenzione perché questa partita è ben lontana dall'essere ancora conclusa. Caldaro, Ridolfi, scusate, Rossi per Niola, presa in controtempo Zecchin, fallo personale per la numero 14 rossoblu. Niola per Borsetto, il Rossi ancora dentro, forte fisicamente, si crea lo spazio per l'arresto del tiro sbagliato, dall'altra parte sbaglia anche Smorto. Gran recupero di palla, parte di Niola che si lancia in contropiede, 3 contro 2, c'è il recupero difensivo però da parte di Pordenone, allora si attacca a difesa schierata. Rossi, pick and roll con Caldaro, Ridolfi serve, Caldaro con questo passaggio che arriva con i tempi giusti e il più 14, 64 a 50. Eseguono bene i giochi d'attacco, lo abbiamo sottolineato in più di un caso, ma lo facciamo nuovamente. Le ragazze di Federico Sciascia. Vuole un time out intanto il tecnico cagliaritano. Primo libero a segno per Smorto. Dentro anche il secondo, siamo sul 64 a 52 in favore di chi attacca. Niola, Rossi, ancora Ridolfi in punta. Consegna il pallone tra le mani di Rossi da 3, Ridolfi, una tabellata, ma Caldaro è viva a rimbalzo. Allo scadere dei 24 lancia una preghiera contro il tabellone Rossi. Senza esiti questo attacco delle universitarie. Tornata Grattini intanto in campo per Pordenone, lavoro sul blocco di Meldere da parte di Zecchin, anzi si trattava di Smorto che poi ha provato a prendere un tiro partendo da situazione di post basso, buono il movimento, non altrettanto il tiro, riesce comunque in qualche modo a realizzare Pordenone. Canestro del meno 10, 6-4, 5-4, sempre in favore di chi attacca. Qui strappato il pallone dalle mani di Rossi, situazione abbastanza curiosa. Tiro da 3, sputato dal ferro, Pordenone mai doma. Vuole ancora riaprire Sorrentino. Per Niola, Rossi, Niola metri e metri di spazio per il tiro da 3 punti sbagliato,
rimbalzo offensivo anche comodo in questo caso per Ridolfi, ricostruisce il Cus, palla dentro, Niola segna con il fallo, il pallone si era addormentato sul ferro, provvidenziale giocata di Niola, ben imbeccata nel cuore dell'area, con più 12, 66-54. Segna anche il libero aggiuntivo Rachele Niola, porta a 13 punti di vantaggio del Cus sulle 67-54. Smorto, non si vuole arrendere Pordenone, Meldere sbaglia canestro, riapre bene, tiro da 3 sbagliato però da parte di Crovato. D'altra parte Niola, Ridolfi, poi Elena Borsetto, tentativo di anticipo verso Ridolfi, qui rischia moltissimo con il cambio di mano di fronte all'avversaria. Niola si tuffa ma non riesce a salvare questo pallone che verrà assegnato a Pordenone per la rimessa dal fondo. Dal palleggio Grattini, palla sotto e 2 punti per Stangerlin. 6-7, 5-6 di 11 Cus. Borsetto, servono i canestri della staffa per il Cus per smorzare definitivamente i tentativi di ritorno in partita da parte del sistema rosa Pordenone. Niola, Ridolfi e poi si riparte da Borsetto. Sorrentino, Caldaro fa saltare Meldere, appoggia il tabellone, gran canestro per Eugenia Caldaro. 69-56, più 13 Cus, qui la linea di penetrazione completamente libera per Smorto che ringrazia, appoggia il tabellone, 2 punti semplicissimi, forse i più facili della sua partita, meno 11, 6, 9, 5, 8. Caldaro per Ridolfi, Sorrentino lavora sul blocco, cambia mano improvvisamente, manda per aria un tiro morbido che viene accettato dal ferro. 71-58. Cosa che non va forse col cronometro della partita, da ripetere la rimessa dal fondo per Pordenone. Ripetiamo il risultato, Cus avanti sul 71-58. Poche chance ormai per Pordenone di rimettere in piedi le cose, anche se basket mai dire mai. Tre secondi erano rimasti sul cronometro che viene ripristinato, ora è riportato a 30 secondi. Francamente irrealistico pensare che Pordenone possa rimettere in piedi in così poco tempo le sorti di un match, peraltro va a gettare alle ortiche questa rimessa dal fondo per la disperazione di coach Bonivento. C'è in palio ovviamente anche una questione importante, quella relativa alla differenza canestro, è andata, ripetiamo, vittoria di 1 punto da parte di Pordenone. Il Cus invece ora è avanti di 13. Arriva anche l'errore col tiro dalla lunga distanza, allora finisce così, vince e convince ancora il Cus Cagliari, vittorioso su Pordenone con il punteggio finale di 71-58, miglior marcatrice Chiara Rossi con 18 punti personali a referto.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.